Carlo Brandani, a questo qui, com'è che io arriva, facciamo un convegno a Venezia, io non penso a portare avanti, questo si presenta, allora lì, nella sala di San Leonardo, a Venezia, Ciccio, ecco la Maglietta, abbiamo fatto quest'anno un convegno a Bustasilio, io solo, la Maglietta non la porto, lui si toglie la camicia che mi sotto la Maglietta. È vero? Si porta sempre la maglietta del cammino, perché lui è legatissimo a Scicli, a quest'area, lui che sta a Treviso. Questa è tua? Sì. Cioè io mi sento un peregrino un po' anomalo, mi sento un camminatore e cioè, non riesco, dato che in Sicilia vengo per 10 giorni una settimana, non posso portarmi indietro poco fa e devo trovare. Io vado avanti, conosco questa persona, l'altra persona, ieri vado da come si chiama, da Ezio, mi hanno detto che mi hanno messo addirittura nel Facebook una fare del genere, perché sono il più cliente più fedele di questa ospitalità di cura, 12 anni che io vado sempre negli stessi posti. Prima era per vedere, poi Palazzolo e poi Scicli, e poi questi tre posti andavo sempre. Quindi io sono un peregrino diverso. Inizio con la messa del Recamino, e poi l'ultima tappa. E quindi mi sento uno dei vostri. La mia idea, perché dato che io andavo sempre a Mater Dei, da 10 anni Mater Dei di Belvedere, avevo detto adesso faccio il cammino da Belvedere fino qua. Non sono riuscito a fare tutto. Ma oggi hai fatto, sei salito e sei sceso? Sì, perché per motivi hai fatto quasi il doppio. Perché io la macchina poi mi devo recuperare, perché alle 7 qui c'è un altro impegno, domani mattina deve essere già a Palazzolo, così. Per questo motivo, ecco, tutto lì. Cioè, sono un grande camminatore, prima con lo zaino andavo, facevo trekking facendo anche 200 km tra rifugio a rifugio, però adesso mi sono, dato che le gambe non reggono più, mi ho contenuto, grazie. Allora, l'ultimo? No? Grazie, l'ultimo è finita. Ah, l'ultimo. Allora, io direi non abbiamo finito. Don Ignazio Lachina, due parole, vuole dirle come sono sembrati rapporti da noi con esperienze così diverse. Questo che è il mio sesto anno? Sesto anno. Sì, lei c'è stato sempre, dal primo. Sì, no, ma devo dire che ogni gruppo è diverso, ogni gruppo è diverso. Certo. Forse avete ragione nel dire che essendo un po' più piccolo si vede che siete più amalgamati rispetto agli altri anni. Auguri per il settimo anno, perché poi si dice che c'è la crisi del settimo anno. No. Alla Madonna delle Milizie. Sta gente potrà portare del bene a dare eco, addirittura alla Chiesa, alla comunità universale, perché il seme è come il seme del Vangelo che cade e fa frutto. E germoglia. Sono pochi, però possono fare la moltitudine dei devoti della Madonna. Certo, è vero.